Dopodiché bloccheremo il video per ragioni di tempo. Cristian Americata, che poi mi fa una domanda. Era solo ragazzi, con lei, Buongiorno, Cristian Americata, Associazione Ufficiale. La domanda che volevo porre io nasce anche da alcune interrogazioni che ultimamente sono state presentate al Parlamento Europeo sulla natura giuridica della proprietà dell'euro. Come abbiamo detto prima, la Banca Centrale Europea non può prestare denaro agli Stati a tasso agevolato e fondamentalmente quindi non svolge il ruolo delle banche centrali, cioè quindi di essere il prestatore ultimo per gli Stati. Quello che chiedo a lei, ci siete giusti e sensato, che la Banca Centrale Europea scambi euro e proceda all'1% alle banche commerciali che a loro volta decidono appunto se acquistare titoli debito a tassi dal 4 o al 7%. Quello che mi sembra giusto che un tale sistema sia in vigore e che non sia una delle più grandi truffe perpetrate negli ultimi secoli da parte delle consorterie bancarie e finanziarie a danno dei cittadini. Grazie. Attenzione alla risposta di Schulz. Sono d'accordo. Stoppato, è sempre in internet, potete tranquillamente vedere. Quindi il Presidente del Parlamento Europeo dice che è d'accordo che questo sistema è una truffa. Ma è Presidente del Parlamento Europeo, conosce sicuramente tutti gli altri commissari che fanno parte della Commissione Europea, perché non si discute mai di questa cosa, l'ha detto lui, non l'ho detto io, non l'ho nemmeno insinuato che fosse una truffa, l'ha detto lui, l'ha affermato, sono d'accordo. Forse anche qui abbiamo come cittadini, non solo oltre alla crisi, ma come cittadini proprio appartenenti ai vari popoli europei, forse in questo caso dovremmo cominciare a chiedere ai nostri politici di riferimento, soprattutto politici europei, che cosa sta succedendo in Europa, che cosa sta facendo la Banca Centrale Europea e perché sta facendo questo, qual è il vantaggio per la collettività non solo italiana, ma per la collettività europea intesa come gruppo di appartenenza. Abbiamo visto prima che i fondi della Banca Centrale Europea non vanno all'economia reale, e lo dice il Credit Suisse, non lo dice per Merkel, lo dice il Credit Suisse, l'abbiamo visto, e vengono utilizzati per acquistare titoli del debito pubblico. Ma allora, se questo acquisto di debito pubblico serve per finanziare in modo indiretto gli Stati, forse questo sistema è anche un sistema di controllo diretto, questa volta dei governi, attraverso magari lo spread. Che cos'è lo spread? Lo sapete? È la differenza di apprezzamento fra le due economie di riferimento. Per noi l'economia di riferimento è quella tedesca. Questo viene definito dagli economisti, o da chi si interessa di finanza, l'Everest. Vedete che attraverso lo spread, siamo nel gennaio 2008, c'è la crisi del governo Prodi, andiamo su verso l'Everest, arriviamo il 9 novembre 2011, crisi del governo Berlusconi, viene sostituito da Monti perché lo spread era 552 punti, troppo alto, non è possibile, non è accettabile, bisogna fare dei sacrifici. Arriva il professor Monti, il quale con Salva Italia e Cresci Italia ci dice di fare determinate cose promettendoci la luce in fondo al tunnel. Stiamo per arrivare alla svolta, quindi è finita la crisi, siamo dall'altra parte. Benissimo, andiamo avanti, aprile 2013, ultimo giorno del governo Monti, dopodiché arriverà il governo Letta e vedete che in questo caso lo spread è in diminuzione. Allora, l'euro, da quanto posso modestamente capire io, non è più una moneta, è uno strumento di controllo dei popoli attraverso lo spread, perché lo spread viene contato tutti i giorni in borsa.
idea mia personale che condivido con voi, potete accettarla oppure no. Andiamo pure avanti. Attività economica, stiamo parlando di attività economica, abbiamo visto Plastico Last 1933 che ci dice divisione fra le due cose, speculazione e attività di carattere economico reale. Ci supporta in questo l'articolo 41 della Costituzione, abbiamo visto prima, sappiamo perfettamente, dopo conosceremo sicuramente qualche imprenditore che ci dice non ce la faccio più. Recentemente purtroppo conserve un altro signore ha deciso di cambiare vita perché non riusciva più nella sua attività economica ad andare avanti. L'articolo 41 della Costituzione è di una chiarezza cristallina, io direi. Leggiamo velocemente. L'attività economica privata e libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Vedremo poi che cos'è. O in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata, la Banca Centrale Europea è banca privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Che cos'è la sicurezza? Che cos'è la dignità umana? La dignità umana viene riferita come sicurezza, libertà, dignità umana, parametri invalicabili che rendono illegali tutte le iniziative economiche assunte in contrasto con essi. Io non posso fare un'attività di carattere economico che spinga qualcuno ad essere a me soggetto, per esempio schiavizzando, oppure spingerlo al limite estremo che decide di cambiare vita. Non lo posso fare, dice l'articolo 41 della Costituzione. Ci deve essere un limite sociale, un limite dell'utilità sociale. Quando vado oltre, corso contro l'utilità sociale, corso contro l'articolo 41 della Costituzione a cui tutti noi italiani siamo sottoposti. Andiamo avanti. Abbiamo parlato prima di euro, abbiamo sentito il signore prima che faceva la domanda a Martin Schulz, ma dice ma questo euro che viene messo dalla Banca Centrale Europea, i finanziamenti del Long Term Financial Operation, secondo me, dice, non mi pare che sia la più grossa truffa, ma perché abbiamo scelto l'euro? Quando ci hanno detto, mi ricordo perfettamente, Prodi e Ciampi con la bandiera stellata dell'Europa, siamo entrati nell'euro, una grande vittoria italiana. Perché siamo arrivati? Qual è stata la motivazione che ci ha portato all'euro? Sentiamo questo signore noto di centrale. Però sapete come? Abbiamo deciso che trasferire a livello europeo quei poteri di sovranità economica che sono legati alla moneta era troppo, più di quanto ciascuno degli Stati membri fosse disposto a fare. E allora ci siamo convinti e abbiamo cercato di convincere il mondo che sarebbe bastato coordinare le nostre politiche nazionali per avere quella zona, quella convergenza economica, quegli equilibri economici fiscali interni all'Unione Europea che servono a dare forza reale alla moneta. Non tutti ci hanno creduto. Molti economisti, specie americani, ci hanno detto allora guardate che non ci riuscirete, non vi funzionerà. Se vi succede qualche problema che magari investe uno solo dei vostri paesi, non avrete gli strumenti centrali che per esempio noi negli Stati Uniti abbiamo, che può intervenire il governo centrale, riequilibrare con la finanza nazionale le difficoltà delle finanze locali. La vostra banca centrale, se non è la banca centrale di uno Stato, non può assolvere alla stessa funzione a cui assolve la banca centrale di uno Stato, che quando lo Stato lo decide diventa il pagatore senza limiti di ultima istanza. In realtà noi non abbiamo voluto credere a questi argomenti, abbiamo avuto fiducia nella nostra capacità di autocoordinarci e abbiamo addirittura stabilito dei vincoli nei nostri trattati
che impedissero addirittura di aiutare chi era in difficoltà. E abbiamo previsto che l'Unione Europea non assuma la responsabilità degli impegni degli Stati, che la banca centrale non possa comprare direttamente i titoli pubblici dei singoli Stati, che non ci possano essere facilitazioni creditizio-finanziarie per i singoli Stati. Insomma, moneta unica dell'Eurozona, ma ciascuno deve essere in grado di provvedere a se stesso. Era davvero difficile che funzionasse e ne abbiamo visto tutti i problemi. Bene, io ho scritto rosso su Games, chi ci ha guadagnato? Ma perché lo avete fatto? Se avete avuto l'input che non avrebbe funzionato, perché siete andati avanti lo stesso? E soprattutto, quando Fogli Ciampi 1936,27 lire per un euro, per poter comprare un euro, come è stato calcolato questo cambio? È stato un cambio favorevole, è stato un cambio alla pari, o è stato un cambio che magari ha prodotto dei problemi alle esportazioni italiane e all'economia italiana nel complesso? Vediamo, 31 dicembre 1998 i cambi vengono definiti irrevocabili. Il cambio lira-marco era di 989,999. Il cambio invece con cambio marco-euro era di 1,955,83. Vedete una semplice moltiplica, 989 fa breve con moltiplicato 1,95 e arriviamo a 1936,27. Una semplice moltiplica che noi impariamo seconda o terza elementare, non più di là. Vediamo la parte per voi destra della tabella. Abbiamo visto prima lo spread viene quotato tutti i giorni in borsa, sappiamo che è differenziale di affidabilità fra le due economie, fra la tedesca e italiana, e viene quantificato sull'andamento dei BTP decennali e dei Bund decennali. Io ho preso un dato del 2,75% l'anno, dato che un BTP è decennale, significa il 27,5% l'anno. Significherebbe, se avessimo ancora la lira, che in 10 anni si svaluterebbe del 27,50%. Non lo dice per Mechele, lo dice la borsa quotidianamente. Proviamo a fare un semplicissimo calcolo, una moltiplica e un'addizione. 989 per 0,275, 2,75%, arriviamo a 272,24,762,5. Quindi dovremo aggiungere ai 989,999 questa differenza rispetto all'economia tedesca, perché la nostra è considerata l'economia più povera, vedremo se è così. 989 più i 272,24,97 arriviamo alla bellezza di 1262,24,87. Ma là ci avevano detto 1936,27. Dopo svariati anni avremo una lira, se l'avessimo, a 1263. Le nostre esportazioni, con aver fissato il cambio lira-euro a 1936,27, hanno ricevuto una batosta, passatemi il termine, non è molto economico, ma tanto per capirci, hanno ricevuto un blocco praticamente totale, perché nel 989,99 era stato definito ed è tuttora in corso. Quindi possiamo arguire, idea mia personale, potete non condividerla, che in questo caso la Germania ha fatto un dumping valutario, ha sottovalutato la propria moneta e ha sopravvalutato l'allora lira italiana. Abbiamo visto prima lo spread a 525, Berlusconi deve cadere perché è troppo alto, facciamo un altro calcolino. Per arrivare a 1936,27, quanto dovrebbe essere lo spread? Lo spread dovrebbe essere a 9,55%.
in 10 anni 946. Abbiamo visto che 525 la Germania. Qualcuno ha detto no, non va più bene, ma noi potremmo arrivare tranquillamente per essere al cambio del 1936,27 fissato all'ora fino a 9,55. E abbiamo ancora della strada, ne abbiamo. Quindi dumping valutario, vediamo, può darsi che non sia così, può darsi che sia solo una mia fantasia, andiamo pure avanti per favore. Vediamo che cosa è successo in termini di scansione temporale. Vediamo, partiamo dal 1993, le due linee rosse e la blu è la Germania, la rossa è la produzione industriale in Italia. Prima dell'euro erano, non complichiamoci la vita, più o meno allo stesso livello, quella italiana precedentemente era superiore rispetto a quella tedesca. Arriviamo al 2001 ingresso dell'euro e le due cose, le due linee, le due economie, le due esportazioni, le due produzioni industriali cominciano a divergere e divergono sempre di più. Questo grafico che si è preparato per me, per colpire la nostra fantasia. No signore, non mi permetterei mai di fare una cosa di questo genere. Questo grafico è stato definito dalla Bundesbank dai tedeschi. Andiamo pure avanti. Ma è successo così solo per l'Italia, per me che ci sta prendendo per il naso. Allora andiamo a vedere anche le altre economie. Guardiamo per esempio l'economia di Spagna, Francia, Germania e Italia. Eccolo lì. Questo è sono dati dell'OCSE, dell'Organismo per la Sicurezza Economica, dell'Organismo per la Sicurezza e l'Economia in Europa. Vedete lì, a livello dell'euro, questa è di derivazione francese, non è mio, non l'ho preparato io, di derivazione francese, arriva dall'Istituto des Libertés di Parigi. Andate in internet, lo troverete. Vedete che anche in questo caso l'OCSE ci dice attenzione, perché da quando è entrato l'euro, chi ne ha dato il maggior vantaggio sono stati proprio i tedeschi, le altre economie. Francia, Spagna e Italia sono tutte in diminuzione. Allora, io direi a questo punto, lo dice la banca, la Bundesbank, lo dice l'OCSE, il dumping valutario c'è stato, ma i nostri politici super tecnocrati non si erano accorti delle moltiplica della sola moltiplica e dell'addizione che abbiamo visto poc'anzi. Perché non ci hanno informato? Perché, pur avendo avuto le avvisaglie da parte degli economisti degli Stati Uniti, sono entrati nell'euro? Perché Gianni e Prodi sbandieravano una vittoria italiana? Perché non hanno fatto una semplice moltiplica e una semplice addizione? Perché dal 2001 non si sono mai accorti di questi grafici che circolano tranquillamente in internet e sono dati ufficiali dell'OCSE? Perché non vengono mai esposti in televisione? Perché la stampa la ignora? Andiamo avanti. Colpa di Philips. Avanti pure. Sicuramente a noi conosceremo qualche disoccupato perché passi dall'euro alla curva di Philips. Adesso arriviamo subito. Sicuramente nella nostra vita quotidiana conosceremo qualche disoccupato e quando lo incontriamo gli diciamo guarda, veramente non so cosa fare, farei tutto il possibile ma non posso aiutarti perché anch'io ho delle difficoltà e mi rendo conto che la tua prima di tutto è una difficoltà di carattere umano, la tua dignità è stata colpita fortemente perché potete togliere tutto ma il lavoro, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è un diritto. Chi era Philips? Philips era un economista neozelandese che ha detto che c'è un rapporto strettissimo tra tasso di disoccupazione e tasso di inflazione. Vedete che quando l'inflazione è alta, abbiamo un basso, questa è semplificata, la curva di Philips semplificata, ce ne sono anche altre, ma questa è quella più semplice. Vedete che quando il tasso di inflazione è alto, vedete il 10%, il tasso di disoccupazione è intorno al 2%. Se diminuiamo il tasso di inflazione, la disoccupazione aumenta sempre di più. E aumenta sempre di più anche quando saremo in tasso di deflazione.
quindi saremo sotto, cioè ci sarà un maggior potere di acquisto della valuta. Perché vi dico questo? Perché sentiamo dire che lo scopo precipuo del nostro governo è quello di aumentare l'occupazione attraverso i voucher per i giovani che possono essere assunti dalle imprese, quindi attraverso un'attività di carattere giuridico, attività di carattere incentivo, di miglioramento dei contratti, eccetera. Ma Philips ci dice: attenzione, cari governi del mondo, perché se volete aumentare l'occupazione dovrete accettare anche qualche livello di inflazione superiore. La Germania dice sempre: no, non è possibile farlo. Assolutamente no. Ma perché non è possibile farlo? Quando l'Italietta disprezzata delle valutazioni competitive, all'epoca avevamo meno disoccupazione, ma avevamo anche un livello di inflazione che era superiore all'attuale. Entriamo nell'euro, abbiamo meno inflazione, ma abbiamo anche maggiore tasso di disoccupazione. In termini generali possiamo dire che un paese ha l'economia debole, ma toglierei questo aggettivo, ha bisogno anche di una valuta debole, non di una valuta forte. Lo vedremo, andiamo avanti. Vediamo che cosa succede in termini occupazionali, perché rispetto a una questione di dignità, di libertà umana. Se io un lavoro ho un piccolo reddito, sono libero con quel mio reddito di fare varie cose, di spendere nel casino, di andare all'università o pagare all'università e mio figlio, di andare in vacanza o di fare qualsiasi altra attività. Non ho reddito, la mia libertà viene completamente compressa. Vediamo il raffronto del tasso di disoccupazione dal 2008 al 2013. Vi ho lasciato la tabella e il grafico. Vedete che le colonne blu sono 2008, le rosse sono 2013. Vedete che la Germania, guardate la Germania, prima colonna, è l'unica che dal 2008 al 2013 ha diminuito l'inflazione, ha diminuito la disoccupazione. Tutti gli altri paesi sono in aumento. Guardate l'ultima colonna, nell'intera area euro la disoccupazione è aumentata. La Germania dice sempre: no, non voglio che si tocchi il discorso inflazione, ma da tutti i paesi, in tutta l'area euro. Nel frattempo la disoccupazione è aumentata. È un discorso di carattere non più contrattuale, miglioriamo i contratti, miglioriamo le condizioni di lavoro, è un discorso di carattere squisitamente politico, non più economico. Andiamo pure avanti, vediamo attraverso un altro filtro che secondo me rispecchia meglio la questione. Vedete che dal 2008 al 2013 la Germania ha un meno 26,57%. Guardate tutti gli altri paesi, guardate in particolar modo Cipro e la Grecia. Noi italiani come siamo messi? Lo vedete lì. Guardate che qua ci sono i famosi PIGS, P-I-I-G-S. Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. PIG, P-I-G, una I sola, in inglese significa maiale. Se aggiungiamo una I, abbiamo i PIGS sono quelli che in termini di disoccupazione hanno pagato di più. Coloro i quali ci dicono, scusate, non è così, cioè vorrei cambiare termine, coloro che si comportano male e ci dicono: voi siete quelli che vi comportate male, noi che siamo quelli che ci comportiamo male, i famosi PIGS, sono quelli che in termini di libertà e di dignità attraverso la disoccupazione abbiamo pagato di più. Guardate Cipro, guardate la Grecia in termini percentuali da quando è entrato, dal 2008 al 2013. Ripeto ancora una volta, arrivo subito, accenno. È una questione di dignità, una questione di libertà dei popoli a questo punto. Andiamo avanti velocissimamente. Grafico interessantissimo. La parte nera è la perdita del prodotto interno lordo nell'insieme dell'Europa, la parte rossa è la perdita degli investimenti, la parte verde è la perdita del consumo personale. Le due parti positive sono la spesa del governo e le esportazioni. Qua ci dice la soluzione del problema.
Se vuoi diminuire la parte nera, la perdita del prodotto interno lordo, devi aumentare gli investimenti, devi aumentare il consumo privato, devi aumentare il consumo della spesa pubblica e devi aumentare le esportazioni. Qual è il maggior paese che riesce ad esportare attualmente all'interno dell'Europa? È uno solo, la Germania. A noi viene sempre detto, l'ha detto anche il professor Monti, we are destroying the internal consumption. Noi stiamo distruggendo il consumo interno. Abbiamo visto un grafico che ci dice di fare esattamente la cosa contraria. Ma perché, se questo grafico dell'Ocse gira tranquillamente in internet, pare che tutti i nostri politici guardino da un'altra parte? La soluzione è scritta lì, è a disposizione di tutti quanti. Vedo la luce in fondo al tunnel, speriamo che non sia un treno. Eccolo lì. Facciamo il raffronto, siamo partiti prima dalla crisi del 29, vedete 1939, linea blu, ad un certo punto è cominciato veramente a migliorare le cose, anche perché vi ricordo anno 1933, Glass-Steagall, 2002-2012 la linea rossa non dà cenni di ripresa, eppure qualcuno vede la luce in fondo al tunnel. Ma perché anche questo grafico che gira tranquillamente in internet non ci viene mai espresso, non ci viene mai detto? È lì a disposizione tutto, ditecelo. Se vedete la luce in fondo al tunnel, diteci di che qualità è quella luce lì, perché stando al grafico pare che invece il buio sia ancora molto lontano, peggio del 1929. Ma qual è il problema che hanno i nostri imprenditori? Perché gli imprenditori faticano tanto? Eccolo qua. Il problema principale, the most pressing problem faced by Euro area, eccolo lì. Funding customers. Non riesco a vendere, io faccio le seggiole, io faccio le macchine agricole, la Fiat, eccetera. Il mio problema, dicono gli imprenditori dell'area euro, il primo problema è che non riesco a vendere. Perché non riesco a vendere? Abbiamo visto il grafico prima, abbiamo scarso consumo privato, abbiamo scarsi investimenti, abbiamo scarsa spesa pubblica. Il debito pubblico, il deficit pubblico è troppo basso, dovrebbe essere più alto. Competition è a metà strada. Access to finance non è un problema se manca il credito, il problema è uno solo, che non riesco a vendere. Il problema è che siamo in crisi di domanda, non in crisi di offerta. Cost of production on labor non è un problema di costo del lavoro. Letta dice dobbiamo far aumentare l'occupazione dei giovani mid, quelli che non studiano eccetera, quelli che sono a casa, ma pare che agli imprenditori non sia il problema del costo del lavoro. Siamo nel grafico di prima, stanno ancora guardando dall'altra parte, guardate questo grafico, è scritta qua la soluzione, ditecelo che la soluzione l'avete, la conoscete, e perché non ce la dite? Eccola lì. Regulation, non ci interessano le leggi, la regolazione del mercato. Il primo problema non è neanche la competizione, il primo problema è non riesco a vendere, non ho domanda, non ho consumo. Andiamo avanti velocissimamente. Altra cosa che sentiamo dire, nessuno potrà mai abbandonare la comunità europea, l'Unione Europea, articolo 50 del Trattato di Lisbona, anche questo in politichese, articolo 50, comma 1, ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. Comma secondo, lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Scritto lì, è in internet, basta andare a vedere. Nessuno può abbandonare l'UE, articolo primo, comma prima dell'articolo 50. Se uno può abbandonare l'UE, non potremo mai uscire dalla zona euro, non potremo mai abbandonare l'euro, ma se abbandoniamo possiamo, scusate, eventualmente uscire dall'Unione Europea. Mi pare che sia del tutto logico poter uscire anche dall'area euro. Andiamo avanti. Fiscal Compact, entrato in vigore il 1 gennaio 2013, sapete che nel corso per 20 anni noi ci siamo obbligati a restituire la bellezza di 50 miliardi l'anno. Articolo 3,
Numero 1, lettera A, la posizione di bilancio della pubblica amministrazione di una parte contraente è in pareggio o in avanzo. Dobbiamo arrivare come minimo a 0. Le parti contraenti applicano e interpretano il presente trattato conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione Europea. Vi leggo velocemente. Il pareggio di bilancio intende che l'indebitamento annuale della pubblica amministrazione deve essere pari allo 0%, mentre il trattato dell'Unione firmato a Maastricht 9 febbraio 1992, articolo 104C, protocollo numero 5 e anche il trattato di funzionamento dell'Unione Europea di Lisbona che abbiamo visto prima, in politichese, articolo 126, fissano invece al 3% il limite dell'indebitamento annuale. Sapete perché il 3% si è inventato Mitterrand? Perché non voleva più i ministri che andassero a chiedere solo il 3% perché mi ricorda la Trinità. Non mi credete, purtroppo è così. Non c'è nessun fondamento di carattere economico che ci porti all'indebitamento del 3%. Poteva essere il 50%, se diceva il 90% di Mitterrand, qui avremo il 90%. Questo disposto dal trattato di stabilità riguardo al pareggio di bilancio non è conforme ai trattati su cui è fondata l'UE e questo è già sufficiente a negargli legittimità. Ma perché non ce lo dicono? I trattati sono in internet, i trattati vengono letti da tutti, perché non ci danno queste informazioni in modo tale che possiamo noi autonomamente giudicare? Nigel Farage della United Kingdom Independent Party, uno dei più noti partiti euroscettici dell'Unione Europea. Sono quasi alla fine, velocissimamente. Co-presidente del gruppo Libertà e Democrazia, Mr. Nigel Farage, a voi la parola. Ebbene, noi siamo qui sulla soglia di un disastro finanziario e sociale. E oggi in questa sala abbiamo 4 uomini che sono probabilmente responsabili. Abbiamo ascoltato dei discorsi più noiosi e tecnocratici che mi sia stata data la possibilità di ascoltare. Voi siete tutti nella negazione, in tutta obiettività l'euro è un fallimento. E chi è esattamente il responsabile tra voi? Evidentemente la risposta è nessuno di voi, perché nessuno di voi è stato eletto, nessuno di voi ha la minima legittimità democratica nel ruolo che avete attualmente in questa crisi. E in questo vuoto, anche se a malincuore, è intervenuta Angela Merkel. E noi viviamo adesso in un'Europa dominata dalla Germania. Qualcosa che il progetto europeo aveva infatti previsto di fermare, qualche cosa per il quale quelli che ci hanno preceduto hanno pagato caro con il loro sangue al fine di evitarlo. Non voglio vivere in un'Europa dominata dalla Germania e neanche i cittadini europei, ma voi avete giocato un ruolo, perché quando Mr. Papandreou ha utilizzato la parola referendum, Mr. Ren, voi l'avete descritto come un abuso di fiducia, i vostri amici qui si sono riuniti con un gruppo di iene, attaccandosi a Papandreou. Ne avete fatto un fatto, l'avete rimpiazzato per un governo fantoccio. Che spettacolo ripugnante! E non soddisfatti di questo, avete deciso che Berlusconi doveva partire. Quindi è stato destituito e rimpiazzato per Mr. Monti, un vecchio commissario europeo, un architetto affiliato a questo eurodisastro, un uomo che non era neanche membro del Parlamento. Diventa come un romanzo di Agatha Christie, dove cerchiamo di stabilire chi è la prossima persona che sarà liquidata. La differenza è che noi sappiamo. Voi dovreste tutti essere ritenuti responsabili di quello che avete fatto, dovreste essere tutti licenziati. E devo dire, Mr. Van Rompuy, 18 mesi fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta, mi sono sbagliato su di voi. Avevo detto che sareste stato l'assassino silenzioso della democrazia degli Stati, ma non è più il caso perché voi siete piuttosto rumoroso a questo soggetto. Voi siete un uomo non eletto. Siete andati in Italia e gli avete detto non è il momento per le elezioni, ma è il momento per le azioni. Buon sangue, chi vi dà il diritto di dire questo al popolo italiano? Benissimo, velocemente perché ho superato questa Marine Le Pen del Front National francese che dice cose altrettanto interessanti. Le opportunità. Il collega Le Pen, 1 minuto e 30. Allora avete ricevuto il premio Nobel della pace senza coscienza del ridicolo e dell'indecenza delle vostre autocongratulazioni, il premio Nobel della pace per coloro che hanno dichiarato la guerra economica e sociale al popolo, ma non avete una cosa, siete odiati dai popoli sempre di più, ma guardate quando la signora Merkel va in Grecia, al Portogallo,
o un commissario europeo e ci sono centinaia di poliziotti che vengono modificati per evitare che la cosa li linci. Avete fatto del continente più ricco del mondo una regione devastata dalla sofferenza con vittime, avete fallito e oggi vi trovate in una vera e propria negazione. La disoccupazione che esplode, è un'Unione Europea che è una macchina che fa per povertà e i disoccupati e tranquillamente state attuando una vera e propria dittatura, proprio come diceva la profezia di Mosè Fox nel 57. Non faceva parte della mia parrocchia ma della vostra, forse lo aveva previsto perché vi conosceva meglio di chiunque altro. Questa Unione Europea è esatta, grazie a Dio, sento già crollare il muro di Bruxelles. Bene, sapete che Marine Le Pen ha già detto se la Francia vincerà le elezioni europee uscirà dall'euro, ma guardiamo i recenti sviluppi in Grecia. Qua siamo nelle elezioni 2012 e Rachel Puls sono del novembre 2012. Vedete, Nea Democrazia, PASOK sono i due partiti eurofavorevoli e Alba Dorata e Sirizia che sono i due maggiori partiti euroscettici. Vedete il cambiamento dal primo al secondo, vedete che i due partiti euroscettici sovrastano di gran lunga i due partiti pro-euro. Andiamo avanti. L'attuale composizione del Parlamento europeo, vedete qua, gli euroscettici sono solo 32, i commentatori politici dicono che arriveranno a circa il 30%, questo significa 220 parlamentari euroscettici. Se avremo 220 parlamentari euroscettici o molto più, probabilmente i discorsi che abbiamo sentito prima da Le Pen e di Nigel Farage saranno questioni quotidiane. Sto preparando una presentazione sui paesi che andranno al Parlamento europeo, se avrete voglia e avete ancora la volontà di supportarmi, volentieri. Ho finito, mi scuso se mi sono dilungato, grazie per l'attenzione.